Paris fette belle, fiore belle, inizia processione, va candele. Sarei in effetto a scaldato, non gira cavato, ma poi c'è. Che sia vista da Madonna e bella sera, sapiccio tutto corso nel zare, e Madonna in dopo, ma che sopra, Aspetta la processione nel zare. Fatte schilla e tutto sopra sapete di mattina se vede di mattina è tutta la Madonna che sia vista da Madonna bella sera. Tutti orsi nel fare e a Madonna in gioco e il sapore tutto nel salotto va a sentire. Che sia vista da Madonna e bella sera, dice tutto l'orso pensare e la Madonna in tuo cuore e il sapore questa processione del zare. Madonna in tuo cuore e il sapore aspetta processione nel zare. Buongiorno, buongiorno Barletta, siamo svegli stamattina? Buongiorno! Buongiorno Anna Maria, buongiorno! La prima che leggo, Giovanna Sassanelli, buongiorno, 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 buongiorno a Lella Maria, buongiorno a Francesco Spera, buongiorno a Michele Jacobone, buongiorno ragazzi, buongiorno. E allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno signori, buongiorno a tutti. E siamo al weekend della festa della Madonna. Oggi è venerdì 12, oggi abbiamo una giornata da ricordare molto particolare, molto triste per noi barlettani, andriesi e pugliesi. 3 anni fa, già sono passati 3 anni. Ciao Maria Sterpeta, ciao Agostino Coriolano, buongiorno. Dicevo, oggi ricorre un brutto avvenimento. Pino, buongiorno!
Ciao Pino! Ciao Paolo! Buongiorno ragazzi. Dicevo, oggi ricorre un brutto giorno. Ciao amore mio! Ciao amore! Cioè, ma da fede un fetto. Vedo le persone bellissime e care. Ciao Pacchi! Ciao amore mio! Dicevo, 3 anni fa succedeva l'incidente che è successo tra Andria e Corato, dei treni che si sono azzoppati, un incidente frontale per motivi che non sappiamo, qualche svista c'è stata sicuramente e sono morti tanta gente ed è morto un barlettano che io volevo tanto bene, a Michele Corsini e tutti gli altri che hanno perso la vita, ci mancherebbe altro, un ricordo per tutti, ma per tutti proprio, cioè, vai per lavorare, quello veniva da Bergamo per tornare a Barletta, è successo quello che doveva succedere, questo bruttissimo episodio. E poi abbiamo ora la moda dello stappo. Sì, va bene, lo stappo va benissimo lo stappo, ma hai finito di fare i cazzi tuoi? Auguri, ma per forza qua devi lasciare le bottiglie, immondizia. Cioè, io voglio capire il motivo perché fate queste cose, ragazzi. Io non dico che non vi dovete divertire, ma siate almeno consapevoli che questa bottiglia, questa immondizia andrà a mare. Cioè, si fa tanto per la natura e poi che fate? Fate gli sporcaccioni. È vergognoso, dai signori, è vergognoso. È vergognoso, ragazzi, è vergognoso. Sono venuto a pulire là, cioè ragazzi, ma è veramente vergognoso. Io ero rimasta là la bottiglia per vedere se quel deficiente o quella deficiente che è venuta a festeggiare se la viene a prendere. È vergognoso. È vergognoso. Che schifo. Stava anche la busta pure, quella è la cosa che ti dà fastidio. Cioè, ieri sono venuti a pulire, hanno pulito, cioè, birre, vedete, ormai è diventata uno schifo, è diventato. Cioè, che schifo, veramente. Eppure io pensavo che eravamo una goccia che doveva aumentare, ma che diamo buon esempio, ma niente.
cioè, patatine, cioè, avete finito di fare i cazzi vostri, ma io è quello che dico io, ma è possibile mai? Ma non vi vergognate, cioè, non vi vergognate, se sapevo che stavano qua i bidoni la buttavo io, non lo sapevo che stavano i bidoni qua, che non lo sapevo. Dopo glielo dico all'amico mio che sicuramente Michelangelo Nucci vedrà il filmato, perché purtroppo c'era ancora lo spumante, mi sporcavo anche la macchina. È uno schifo, veramente un vergognoso, è vergognoso ragazzi, è vergognoso quello che succede qua. Vedete, altra immondizia qua, ce ne vengono, li vengono proprio a lasciare proprio di proposito. Ma vedete, stavamo facendo un buongiorno bello, con entusiasmo, stavamo dicendo una brutta notizia per quanto riguarda le vittime del 12 luglio di 3 anni fa, dove è successo l'incidente, ma poi avevo anche l'entusiasmo della festa della Madonna, ti fanno passare tutto, non c'hai più voglia né di parlare né di... Quella è la cosa che mi dà fastidio. Va bene. Vediamo che cosa dice qua. Scusa, se dicete tranquillo, c'è bella figlia. Buongiorno Giuseppe Valerio, buongiorno alla monnezza. E niente, diceva amici, oggi come voglio concludere il mio buongiorno, andare a trovare i due nostri padroni di casa. Voglio chiudere la mia diretta. Io vi auguro un buon venerdì a tutti quanti voi, buon weekend, vi voglio un bene dell'anima. Ciao Pacchi, ciao a tutti, ciao la Vicky, ciao a tutti. Voglio chiudere proprio, vedere la Madonna e San Ruggero. Buongiorno a tutti ragazzi, buon lavoro, ciao!